Presidente, allora riprendiamo un po' il filo del discorso. Sì, riprendiamo qualche punto. Partiamo dalle ultime considerazioni che faceva il dottor Cordiano. Nell'ultimo anno abbiamo avuto 2 studi importantissimi, quello dell'ente tossicologico americano e quello italiano dell'Istituto Ramazzini. Questi 2 lavori sono arrivati sull'animale alle stesse conclusioni. Quindi hanno trovato un aumento di tumori nelle cellule di Schwann nel cuore e nelle cellule del cervello. Le cellule di Schwann poi sono le stesse che si ritrovano nei tumori all'orecchio per uso del telefono mobile nell'uomo. Questi lavori sono stati fatti quasi parallelamente, sono arrivati agli stessi risultati, partivano dal considerare nel caso americano il campo vicino e quindi il telefono che irradia il topo, sostanzialmente il ratto. Nel caso italiano invece il campo lontano, cioè le antenne, le stazioni radiobase per la telefonia mobile che irradiano i ratti. Le conclusioni sono pressoché identiche. Da questo potrà forse uscire una modifica rispetto a quella classificazione della IARC, ma anche se noi dicessimo che c'è un basso livello di cancerogenicità, dovremmo però considerare su quante persone questo si spalma. Cioè l'amianto, ad esempio, certo, no? Sì. Andava ad agire su un certo numero di persone che erano dei lavoratori o in qualche modo persone che si trovavano in ambienti dove potevano disperdersi delle particelle. Qui abbiamo miliardi di persone. E soprattutto sono più cause, quindi non è che c'è soltanto questa come esposizione, ma si somma le altre. Ovviamente sono persone esposte ad altri inquinanti ambientali di cui stiamo parlando, come i PFAS, come altre situazioni, l'inquinamento dei idrocarburi nel traffico della città, eccetera. Però anche se il livello di cancerogenità fosse basso, comunque sarebbe su miliardi di persone. Quindi questo dato va tenuto in conto. C'è un appello di oltre 200 scienziati ormai da anni che chiedono la revisione di questa classificazione. C'è un appello anche da parte di ISDE che riguarda invece il blocco, la moratoria sul 5G. C'è un grande movimento in Italia in questo momento su questo tema, perché il tentativo è quello di dire, ispirandosi al principio di precauzione che dovrebbe condurre tutto ciò, dovremmo dire un momento, non sappiamo nulla. Perché al di là di quegli studi che citava l'avvocato prima, che riguardano gli anni 70, sono studi russi, che parlano di queste frequenze così elevate, c'è molto poco. Quindi possiamo ragionare solo per similitudine, ma non è corretto. Quindi ne sappiamo troppo poco sul 5G. Sappiamo però che è una rete così diffusa che andrà ovviamente a sommare un altro campo che si aggiungerà al fondo che c'è. Che queste radiazioni avranno una potenza che viene diretta sull'utente, che serviranno a tutta una serie di applicazioni, alcune delle quali probabilmente molto utili, molte altre assolutamente inutili. Quindi dovremmo cercare di capire che cosa vogliamo, se vogliamo stare bene, vivere un po' meglio, o se invece vogliamo veramente finire per ammalarci tutti. La grande preoccupazione... Cioè programmare il frigo a distanza, sostanzialmente, oppure stare in salute, oppure pensare all'oggi e pensare al divertimento, ad esempio, o all'utilità che una tecnologia può dare. Nessuno qui è contro le tecnologie, non è una campagna contro, è semplicemente che abbiamo dati sufficienti oggi sia sui tumori al cervello da utilizzo di cellulare nei grandi utilizzatori, sia per quanto riguarda l'induzione di problemi che riguardano modifiche ormonali, sia lo stress ossidativo che può portare a delle modifiche, mi segna il dottor Cordiano, del DNA e quindi portare ai tumori. Quindi ci sono tante evidenze. La contropartita sono gli studi scientifici che, dicevamo prima, sono studi scientifici che contengono dei bias, cioè degli errori voluti perché sono costruiti dall'industria per dire che va tutto bene, Assolutamente. In tutto questo ci sono delle persone che hanno delle particolari sofferenze rispetto all'esposizione ai campi elettromagnetici, delle quali non possiamo non parlare, che sono gli elettrosensibili. Cioè sono persone che vicino a dispositivi che emettono stanno male. Queste persone in genere sono spesso anche malati di sensibilità chimica multipla, quindi le 2 malattie camminano insieme. Hanno degli effetti devastanti. Significa che un elettrosensibile che si trova a lavorare in una situazione in cui ha un'esposizione ai campi elettromagnetici comincia a stare male, con vari sintomi, che se questa situazione non viene ribaltata, la malattia va avanti fino a diventare una malattia invalidante.
la maggior parte di queste persone non riesce più a lavorare, viene licenziata. Ma che numero di persone ci sono? Perché ovviamente dopo si lavora Parliamo come in sempre Italia, sui per numeri. sottostima, considerando sempre il 3% della popolazione, 1.800.000 persone, ma è una sottostima. Noi come associazione e anche l'AIE, che è l'Associazione Italiana Elettrosensibili, riceviamo tantissime telefonate di persone che hanno questo tipo di problematica. La malattia in Italia non è riconosciuta, ma in altri paesi sì, per esempio la Svezia, la Francia. Ci sono dei protocolli medici per verificare e per certificare il malato, quindi da questo punto di vista c'è un aiuto, ma non c'è dal punto di vista per esempio del riconoscimento della malattia professionale, perché se uno ha lavorato in una situazione, anche un semplice wifi al lavoro, Certo, sì. Il problema è che l'elettrosensibile si accorge, o in casa, si accorge un po' alla volta da solo che il problema è quello, mentre in realtà i suoi colleghi ad esempio stanno benissimo. Certo, quindi assolutamente. Ecco, a questo riguardo chiedo a lei Presidente, anche dal punto di vista della salute, tumori eccetera, come diceva la signora, qui c'è un'ipersensibilità, si sono manifestate alcune evidenze che possono avere un qualche significato per essere portate a cercare di alzare i livelli normativi di cui si era parlato all'inizio con l'avvocato, far muovere insomma la società civile e politica per fare qualcosa per tempo, invece se non arrivare come i PFAS, che poi quando le cose ormai sono arrivate sono giunte al loro termine, purtroppo poco si può fare. Certo, sì, le evidenze scientifiche ci sono e dimostrano che appunto l'esposizione ai campi elettromagnetici può avere ripercussioni di tipo sia malattie tumorali che non tumorali. Se possibile vorrei fare una premessa appunto per spiegare un po' come possono essere costruiti gli studi, cioè noi diciamo per esempio che i grandi utilizzatori di telefonini, quindi chi usa per esempio il telefono per più di mezz'ora al giorno per più di 10 anni, che comincia ad usarlo in età precoce, diciamo prima dei 15-16 anni, che usa poi soprattutto certi tipi di telefoni, il cordless che è più pericoloso ancora dei telefoni mobili, se poi usa il telefono sempre dallo stesso lato e non usa il viva voce eccetera, quindi questo è più a rischio di contrarre per esempio tumori cerebrali dallo stesso lato da cui usa in prevalenza il telefonino. Se invece io costruisco uno studio dove non prendo in considerazione questi parametri, allora vado a considerare tutti gli utilizzatori di telefonino, anche quello che lo usano una volta, certo, ammesso che ce ne sia che lo usano meno di mezz'ora al giorno per più di 10 anni, eccetera, allora è chiaro che non vedrò il rischio di queste persone. Alla fine il risultato dello studio sarà negativo, se avverrà, come succede dal punto di studi sponsorizzati dalle industrie, che guarda caso nel 90% dei casi almeno danno sempre dei risultati favorevoli alle industrie, al contrario di quello che succede con gli studi indipendenti. Ma la stessa cosa è successo con i PFAS. Io non voglio entrare in polemica con il professor Foresta, anche perché adesso è andato via, però nel campo dei PFAS è successo la stessa cosa. Le industrie sapevano almeno dal 1970 della pericolosità di queste sostanze. Certo. Non le hanno presentate all'autorità, soprattutto negli Stati Uniti, ed hanno ricevuto sanzioni di centinaia di milioni, 850 milioni dalla 3M, che è l'azienda che ha brevettato queste sostanze, 600 milioni di euro la DuPont, per un totale, la DuPont poi ha pagato quasi 1 miliardo e 200 milioni di dollari, scusate, non di euro. Quindi gli studi ci sono, c'erano già fatti, ma sono stati nascosti. Certo. È la cosa che succede ancora adesso. Certo. Le riviste scientifiche sono spesso in mano alle multinazionali, che sono i diretti possessori, i proprietari delle testate, oppure le condizionano con la pubblicità, per esempio, e quindi alla fine decidono, anche quando sponsorizzano gli studi, la clausola è che sono proprietari dei risultati, cioè loro, le aziende, possono decidere se pubblicare i risultati degli studi o meno, e questo succede stabilmente. Non accettano che vengano pubblicati studi con risultati sfavorevoli. Quindi abbiamo, dal punto di vista, in estrema sintesi, le evidenze ci sono che l'esposizione ai campi elettromagnetici può determinare, soprattutto nei forti utilizzatori, in quelli più esposti, diciamo, per brevità, tumori cerebrali di vario tipo, ma anche poi leucemie infantili, per esempio, e poi tutta una serie di malattie neurodegenerative
E anche l'infertilità, per quanto riguarda la riduzione della motilità degli spermatozoi, è ormai ampiamente dimostrato che tenere il telefonino vicino all'apparato riproduttivo può avere gravi ripercussioni, oltre a tutti quei sintomi aspecifici che possono essere rientrare nella malattia dell'elettrosensibilità, ma anche aritmie cardiache. Quindi, no, ma qua c'è un elenco dopo tantissime. Io la ringrazio, siamo arrivati al termine, volevo dare la chiusura proprio alla dottoressa perché mi doveva chiudere un po', accennato il FAS, chiudiamo con il FAS perché il tempo vola. Allora vi spiego perché mi sono animata, perché il primo lavoro che abbiamo fatto insieme a Vincenzo Cordiano con l'avvocato Bortolotto per Medicina Democratica, noi abbiamo impugnato il parere dell'Istituto Superiore della Sanità. Siamo andati contro l'Istituto Superiore della Sanità senza timori e vi leggo le conclusioni della mia perizia. Abbiamo lavorato assieme al dottor Cordiano, che io stimo tantissimo. Allora dico, dopo tutto un lavoro di acquisizione di studi scientifici in campo ambientale e sanitario, dico, visto che sono consulente del Tribunale sezione penale civile, e questa perizia, come anche questa, non è ancora stata contestata, ed era il 2015 dicembre, gennaio 2016, e siamo nel 2019, io dico, pertanto si ritiene che la protezione della qualità delle acque destinate al consumo umano, e si aggiunge anche l'uso animale, con i pozzi privati e l'ingresso in acqua superficiale dei canali irrigui, debba essere perseguita anche per queste sostanze chimiche, le sostanze perfluoroalchiliche a catena lunga e poi a catena corta, tutta la famiglia, risultate tossiche e lungamente persistenti nella matrice ambientale, e con tossiche dico tutto. Valutato l'alto rischio sanitario e ambientale, insieme, non distinti, salute e ambiente, medici per l'ambiente, si indica quale parametro limite per le sostanze perfluoroalchiliche nelle acque un valore di concentrazione prossimo allo zero, e abbiamo anticipato poi un parere successivo della Regione Veneto che dopo qualche anno ha chiesto ai gestori delle acque, giusto Vincenzo, di portare il limite per l'acqua potabile verso lo zero. Allora, o abbiamo detto delle scemenze insieme agli avvocati, oppure non lo so. Ecco, quindi ora ho spiegato perché mi sono animata in pausa prima. Chiarissimo. Allora, detto questo, ai cittadini non resta che restare informati, che cercare di informarsi il più possibile, vero dottoressa? Io direi di e le associazioni darsi da fare per dare un'informazione scientifica. Noi ci siamo sforzati perché anche le istituzioni diano l'informazione che non hanno dato finora. Ecco, quindi trovare degli strumenti, i canali scientifici di informazione, questo è fondamentale, perché quelli che sono, tra virgolette, sponsorizzati forse non sono proprio attendibili al 100%, ci viene il dubbio. Io direi che i cittadini devono muoversi in prima persona, io lo ritengo sempre opportuno. Per la propria salute e quella dei propri figli. Salute, perché ci sono tante cose che si possono fare in casa, a scuola, si può scollegarsi dal wifi di notte, si può invitare i vicini a fare lo stesso, si può chiedere alle scuole, ai presidi di cablare la scuola. C'è una legge in Italia del 2017 che è il decreto Galletti, che dice che in caso di ristrutturazione, manutenzione o restauro degli edifici pubblici si debba fare la connessione cablata per diminuire l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Questo è uno dei suggerimenti. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, grazie dottoressa, grazie Presidente, grazie anche a lei naturalmente. Parleremo ancora di questo, avremo occasione, naturalmente a voi buon proseguimento, buona serata, noi ci rivediamo domani, grazie.